il tempo è ormai maturo perché anche le donne sia nubili che coniugate possono fare esercitare il sacerdozio. Il contesto umano, l'evoluzione è tale per cui la dignità della donna oggi è un fatto ormai comunemente accettato e credo che non sia minimamente in contrasto con una situazione lontana che aveva cultura, regole di vita, mentalità. L'appello di Don Armando Trevisiolo, 87enne fondatore dei Centri Don Vecchi, una vita dedicata ad alleviare le sofferenze dei poveri e degli anziani, prende le mosse dalla vicenda del suo amico Marco Scarpa, il parroco veneziano di San Pantalon. La vocazione di Don Marco è ancora la stessa, assicura l'anziano sacerdote. Se da innamorato non può più fare il prete è solo per le regole della Chiesa. Credo sia tempo di aprire le porte al sacerdozio delle persone coniugate a quello delle donne. Non ci vedo nulla in contrasto con l'insegnamento di Cristo, ma solo con alcune tradizioni del passato che oggi non hanno più senso. Se Cristo parlasse adesso, parlerebbe in rapporto alla società che c'è oggi. Oggi, io ho 90 anni, quando ero ragazzino, era impensabile che una donna facesse il giudice, che facesse la manager, facesse il deputato, facesse mille altre cose, facesse la poliziotta o la conduttrice di treno. Oggi, felicemente, secondo me, la donna che fa parte della stirpe umana ha tutti i diritti che ha l'uomo e ha tutta la dignità che ha l'uomo stesso, per cui non vedo che questi condizionamenti della tradizione debbano incidere più di tanto su quello che invece la natura, la possibilità che un figlio di Dio può offrire per il messaggio cristiano.